Una vicenda molto complessa, diciamo che c'è un'esecuzione immobiliare dietro a questa storia, un'esecuzione immobiliare molto sofferta e molto lunga, ci sono state minacce molto forti. Un'escalation, quella dei fratelli Ramponi, fatta di controversie e azioni eclatanti. Sul posto della tragedia è il procuratore di Verona Raffaele Tito a confermare come in via San Martino al momento della tragedia si stesse procedendo con un'azione mirata e pianificata. Noi avevamo, grazie ai carabinieri, delle fotografie di bottiglie Molotov sul tetto, e lui ha detto che si sarebbe fatto esplodere e quindi noi ho delegato una perquisizione per cercare di capire se effettivamente queste bottiglie erano vere oppure no. Minacce di farsi esplodere erano state pronunciate nell'ottobre dell'anno scorso in occasione di un primo sgombero, poi a novembre i fratelli erano saliti sul tetto, come documenta questo video del Corriere.tv. A parlare in quell'occasione era stata la stessa Maria Luisa, la donna accusata di aver innescato l'esplosione letale costata la vita ai 3 carabinieri. Il suo era stato un vero e proprio j'accuse. 5 anni che lottiamo con avvocati che si sono venduti, ci hanno rovinato, c'è restato solo la casa, anche quella ci vogliono portare via. Queste dunque le dichiarazioni rilasciate al Corriere, che ora hanno un peso specifico. La famiglia, che in passato avrebbe gestito anche un'attività nel Mantovano, stava attraversando anni di estrema difficoltà. Non solo, uno dei fratelli doveva anche far fronte a delle spese legali dopo aver causato con il suo trattore 13 anni fa un incidente mortale. Li vedevo quando passavo in bicicletta, che accudivano lì il bestiame, ma si vedeva che era in uno stato pietoso, insomma, tutti sporchi, tutti, non so come faceva a vivere, tra l'altro. Lavoravano spesso di notte i fratelli Dino e Franco Ramponi, mentre Maria Luisa stava prevalentemente in quel casolare che non abbandonava mai. Loro erano in attesa dei servizi sociali, capisci? Erano in attesa di una casa, però loro non volevano un appartamento, loro volevano, diciamo, un rudere con la stalla per le mucche. Bestiame che nelle scorse ore è stato portato via mentre sono proseguite le operazioni di bonifica delle bombole e delle Molotov ritrovate, fatte brillare nel pomeriggio. Quella di Casteldazzano è una tragedia, ma non è un fatto imprevedibile. Ogni carabiniere ogni giorno sa che potrà accadere. La nota di Pianeta Sindacale Carabinieri. Intanto in paese qualcuno fa intendere che la tragedia era in qualche modo annunciata. Poteva anche succedere, perché sai, quando delle persone non hanno più niente da perdere. Era gente che